Appello del sindaco ai cittadini a mettersi in regola in merito alle bollette di acqua non pagate e alla tassa di soggiorno. Il cartello sociale di Agrigento interviene sulle dimissioni del primario del pronto soccorso, dottore Vaccaro. Chiede un incontro al prefetto. Stamani il report di Confcooperative sulle comunità alloggio e la disabilità mentale. Informazione delle TV locali, la libertà di stampa, pluralismo informativo va difeso, a rischio la chiusura di decine di emittenti locali. Nino Cuffaro, il nuovo segretario cittadino del Partito Democratico. Nel frattempo il Partito Socialista Italiano riunisce i vertici del partito in vista dell'assise nazionale a Roma. Giuseppe Carro, il nuovo dirigente del commissariato di Licata, sostituisce Cesare Castelli che va alla sezione anticrimine della questura di Agrigento. Scoppia la fogna siculiana, denuncia di Mare Amico, sentiamo il merito, il sindaco Zambito. Premio Martoglio a Grotte in occasione dei suoi 20 anni, premiati il regista Guardia e l'attore Ingrassia. Garufo, il nuovo giocatore del Crofavara. Benvenuti con l'appuntamento di TV Notizie di oggi, lunedì 17 luglio. Apriamo il nostro telegiornale con un appello lanciato dal sindaco di Agrigento Francesco Miccichedda all'assessore Carmelo Cantone in merito alle bollette non pagate di acqua e della tassa di soggiorno. Mettetevi in regola con i pagamenti, afferma il primo cittadino. L'AICA avrà accesso alla banca dati del comune di Agrigento per poter effettuare i controlli incrociati e sanare gli evasori. Sono lieto che l'AICA ha chiesto a noi, il Comune di Agrigento, proprio la banca dati per poter sovrapporre i dati e iniziare a fare un censimento e scoprire chi purtroppo è evasore per quanto riguarda la tariffa idrica. Ma nello stesso modo sono ben lieto di questa iniziativa perché lo sto facendo anche con il mio assessore Carmelo Cantone, anche un riscontro, un controllo incrociato tra la banca dati nostra, quella della questura e naturalmente quella degli albergatori, perché sicuramente forse ci sarà anche nel settore della tassa di soggiorno c'è forse un'evasione. Quindi io mi propongo al più presto di avere questi dati e quindi se c'è qualcuno che ancora non si è messo in regola io vi prego di farlo. Quello che ha detto il sindaco in effetti è un lavoro che già stiamo facendo da tanto tempo. Le nostre strutture, diciamo, la nostra struttura amministrativa già controlla e sovrappone i tabulati. In effetti il sindaco non ha detto che c'è una forte evasione, ma sospettiamo perché c'è una grande discrasia di dati tra i vari gestionali, per esempio della questura e il nostro. Riteniamo quindi di avere il dovere di mettere in ordine anche questo settore e quindi esortiamo tutti quelli che sanno di non essere correttamente in regola di farlo al più presto, perché il cittadino civile sicuramente è un benessere, porta benessere a tutta la comunità. Il cartello sociale di Agrigento chiede un incontro urgente al prefetto di Agrigento sulle problematiche del servizio sanitario territoriale, anche in considerazione delle recenti dimissioni del dottore Vaccaro, primario del pronto soccorso di Agrigento dell'ospedale San Giovanni di Dio. Con una lettera indirizzata al prefetto di Agrigento, il cartello sociale avanza formale richiesta di un incontro sulle criticità del sistema sanitario territoriale. La richiesta si muove in continuità al momento di confronto già avuto con il dottore Romano alla presenza di numerosi sindaci della provincia, a conclusione della manifestazione popolare del 17 giugno scorso, al termine del quale è stata presentata una piattaforma sulle criticità presenti all'interno del sistema sanitario e le conseguenti ricadute che rischiano di destrutturare la qualità del servizio provinciale, che da sempre si è caratterizzato come punto di riferimento importante per tutto il territorio. Tra le principali emergenze individuate nel documento consegnato al rappresentante del governo figurava per l'appunto la situazione in cui versa il pronto soccorso del San Giovanni di Dio di Agrigento, che si può considerare una cartina di tornasole delle diffuse disfunzioni del nostro
territorio che in parte sono una conseguenza dell'inadeguatezza delle dotazioni organiche dell'azienda sanitaria locale, diventando di fatto il primo anello di una catena di trasmissione di destrutturalizzazione del servizio sanitario pubblico, mettendo a rischio il diritto alla salute costituzionalmente garantito. Situazione di estrema gravità, quella evidenziata dal cartello sociale di Agrigento, che trova conferma nelle dimissioni per giusta causa del primario del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento Vaccaro, così come è diventato insopportabile il grave ritardo di oltre 12 mesi per le visite delle commissioni per l'accertamento delle invalidità civili. A questo punto, sottolinea il cartello sociale di Agrigento, le cittadine e i cittadini che hanno ritenuto doveroso manifestare il loro dissenso nei confronti di scelte che puntano a depotenziare il sistema sanitario pubblico hanno diritto ad avere quelle risposte che le autorità competenti non riescono a dare. Si aggiunge così a questo punto l'incapacità della politica di interpretare il disagio della gente e di supportare le istanze di un'utenza esasperata. Pertanto, ai fini di poter individuare una strada che faccia breccia nel muro di gomma alzato dalle istituzioni, i responsabili, i rappresentanti del cartello sociale di Agrigento ritengono indispensabile incontrare il prefetto per individuare le strade più ortodosse che consentano di assumere ufficialmente notizie atte a rassicurare la popolazione e in particolare quelle fasce sociali fragili che pagano il prezzo più alto di questo stato di cose. E sempre in materia sanità, stamani è stato presentato il report della Confcooperative di Agrigento sul tema Comunità, Alloggio e Disabilità Mentale 2023. È intervenuto il presidente di Confcooperative di Agrigento, Antonio Matina, ha moderato il giornalista Felice Cavallaro. Comunità, alloggio e disabilità mentale, il report di Confcooperative. Ecco, qual è la situazione che in provincia di Agrigento in merito anche al lavoro svolto dalle vostre aziende associate? Questo di oggi è uno di una serie di eventi che porteremo avanti come organizzazione con la finalità di entrare dentro ogni settore delle nostre cooperative e far emergere quelle che sono punti di forza, ma anche e soprattutto le criticità che affliggono ogni singolo settore. Quello di oggi riguarda proprio le comunità alloggio che ospitano persone con disabilità mentale. Dallo studio diverse sono state le criticità che si sono evidenziate e che la nostra organizzazione, come sempre, cercherà nel suo ruolo di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo di portare avanti sui tavoli delle istituzioni, proponendo appunto dei tavoli di confronto in maniera tale da lavorare sulla risoluzione di alcune delle problematiche, tra l'altro molto importanti, che attualmente affliggono questo servizio. Quali sono le maggiori criticità che il nostro territorio presenta? Le maggiori criticità sono rappresentate da una sofferenza di liquidità che le nostre cooperative in atto hanno, questo purtroppo dovuto a dei ritardi di pagamento da parte dell'ente locale verso le nostre cooperative. Questo si riflette anche su una sofferenza economica, ovviamente conseguenziale, delle nostre imprese. A livello occupazionale com'è la situazione? Spesso ci sono tante richieste, però poi non si riescono a soddisfare, insomma. Dobbiamo dire che circa il 60% delle cooperative che gestiscono questo servizio sono delle piccole cooperative che trovano impiegate dalle 5 alle 10 persone tra soci, tra soci lavoratori e dipendenti. La fascia media è ridotta a circa il 17% per avere invece un terzo delle cooperative molto più strutturate con persone occupate che vanno da un minimo di 16 ad oltre le 20 unità. Sono sicuramente una risorsa per il territorio, per Agrigento in modo particolare, e sicuramente svolgono un ruolo di ammortizzatore sociale importante. Un problema, un dramma che spesso grava sulle famiglie. Pensiamo a quanta follia c'era perfino alla casa di Pirandello, che dovette occuparsi della moglie. Poi lui utilizzò tutto questo anche per fare emergere ancora di più la sua immaginazione.
ma non siamo tutti Pirandello, abbiamo dei drammi che ci portiamo a casa e prima si finiva in manicomio, anche per una depressione postpartum, come accadde alla scrittrice Alda Merini, 12 anni al manicomio, per fortuna hanno chiuso i manicomi, ma poi ci sono i centri di terapia assistita, ma sono pochi, e ci sono soprattutto le cosiddette case famiglia, che sono dei centri di accoglienza dove si dovrebbe trovare un ambiente familiare per i disabili mentali, che a volte hanno commesso dei reati, scippi, furti, a volte omicidi, e allora capita che il giudice emetta un provvedimento di obbligo di accoglienza per il disabile, ed è un obbligo che scatta sia per chi gestisce la casa d'accoglienza ma anche per il comune, che a quel punto dice, il singolo comune, l'amministratore comunale, il sindaco dice devi accoglierlo, ma sulla base di una convenzione, di una retta? No, il comune non è obbligato a pagare la retta, per cui se non ce la fa non paga. È chiaro che queste case famiglia stanno boccheggiando ed è la ragione per cui Confcooperative organizza un convegno per scuotere i sindaci e soprattutto la regione siciliana. Si è volta stamani presso la stazione bassa di Agrigento la deposizione di una corona di alloro sulla lapide dei 3 ferrovieri che persero la vita tragicamente nel lontano 2014 in un incidente ferroviario nel corso del loro lavoro. Oggi è una giornata importante per non dimenticare. Il 17 luglio rappresenta per Rete Ferroviaria Italiana e soprattutto per quella siciliana un momento di riflessione e soprattutto del ricordo di 3 cari colleghi che sono Antonio, Enzo e Luigi, che purtroppo hanno perso la vita durante la loro attività lavorativa e che rappresenta appunto questa giornata, il momento per fermarci tutti, un momento e per ricordarli. Non soltanto comunque andiamo al di là della tragedia, ma anche cercando di ricordarli anche nei momenti più belli. Il 2014, quando è successo la tragedia, io ero in servizio a Canichetti e abbiamo appreso questo tragico evento che mi sono reso conto subito che aveva creato dei lutti pesanti alle famiglie. Adesso dal 2014 a ora noi ogni anno ricordiamo i 3 colleghi che erano delle persone speciali, ma non solo come colleghi, ma anche nel campo sportivo, diciamo, si davano da fare, erano delle persone oneste, delle persone buone e collaborative. Adesso fra un po' metteremo una corona sulla lapide in memoria di questi 3 colleghi. Ecco, ricordiamo quando successe l'evento e dove successe diciamo a pochi chilometri da Agrigento, no? Sì, era successo sulla linea Canichetti-Gela, è successo come il 17 luglio 2014 nel pomeriggio e praticamente io che ero in servizio a Canichetti ho appreso la notizia e sinceramente 3 colleghi che conoscevo bene mi ha fatto togliere la corazza che ognuno di noi ha, assieme a un altro collega ci siamo messi proprio letteralmente a piangere. La sicurezza com'è attualmente nelle linee ferrate? Ecco, voi come presidente ci sono disservizi o diciamo siete soddisfatti? No, io posso dire che sulla sicurezza non si è mai soddisfatti, però posso dire che la mia azienda RFI ha puntato assai sulla sicurezza, ha investito e continua a investire, lo vediamo con le varie disposizioni, con i corsi di aggiornamento, è molto sensibile perché quel fatto ha sconvolto un po', non è che dico in quegli anni non c'era la sicurezza, c'era la sicurezza, però purtroppo è successo e quindi ha continuato a reinvestire maggiormente sulla sicurezza e per Rete Ferroviaria Italiana la sicurezza è un valore primario. L'informazione delle TV locali e libertà, accertamento dei fatti e del pluralismo di pensiero va difesa perché senza di loro si favorisce parzialità
e totalitarismi, a rischio decine di chiusure delle TV locali. E dopo la chiusura delle saracinesche dei luoghi della cultura, ci riferiamo alla libreria delle Suore Paoline, adesso si tenta con devastante e pervicace decisione di spegnere l'informazione delle TV locali, perché le normative che impongono il cambiamento del sistema dell'impresa televisiva non tengono conto dell'assoluta povertà della nostra Sicilia e del nostro territorio. Dunque un'azienda senza entrate è destinata a cessare la propria attività e in questo caso a spegnerla. Accadrà tra non molto, perché le TV agrigentine sono in forte sofferenza, in stato di asfissia, anzi, per l'assenza di qualsivoglia forma di entrata che possa garantirne la sopravvivenza. Eppure il loro ruolo è riconosciuto, non c'è evento, anche il più banale, che non si faccia supportare dal classico messaggio, email, telefonate, la cui sostanza è: si prega di dare notizie nei vostri telegiornali con immagini e interviste. Le TV agrigentine sono sempre state disponibili a farlo, perché sentono che la propria identità è dare voce ai cittadini, all'associazionismo, ai deboli, a quella politica che non risponde proprio più ed è abituata solo ad esporsi da pulpiti o tavoli che ospitano proclami e momenti di propaganda su qualcosa che spettava al cittadino e si fa passare per un obiettivo raggiunto per grandi abilità di chi ci amministra. Libertà è riconoscere tutto questo, avere la possibilità di dirlo, dare a tutti uno spazio per esprimere la propria, contribuire a quel processo di formazione di una sana coscienza collettiva non minata dalle fake news artatamente messe in giro su internet. Sana perché oggetto di fact-checking, sana non a caso perché tutte le storture dalle quali siamo vessate hanno origine in processi di pensiero contaminati da logiche contorte che, limitando la conoscenza, restringono i campi di libertà, instaurando gradualmente totalitarismi e assenza di democrazia. E questo è qualcosa su cui vale la pena di riflettere per allungare uno sguardo sul nostro futuro, su come siamo adesso e su come l'avvenire potrebbe inevitabilmente ancora peggiorare. E Nino Cuffaro, il nuovo segretario cittadino del Partito Democratico, eletto nel corso dell'assemblea che si è svolta sabato scorso. Cuffaro guiderà il Partito Democratico ad Agrigento con i componenti del direttivo, formato da Lia Rocco, Maria Serena Rizzo, Leonora Mortellaro, Vincenzo Campo, Vincenzo Asaro, Mimmo Ferraro, Diego Granata, Vittorio Gambino, Maurizio Arena, Giuseppe Riccobene, Gaetano Alletto, Antonio Zarcone. Abbiamo sentito lo stesso segretario Nino Cuffaro. Nino Cuffaro, nuovo segretario cittadino del PD, a seguito di un'elezione avvenuta sabato scorso da parte del comitato. Ecco, finalmente il Partito Democratico ad Agrigento si organizza. Con quali obiettivi pensate di raggiungere? Ma devo dire che innanzitutto si colma un vuoto, perché negli ultimi anni purtroppo c'era stata una presenza molto defilata del Partito Democratico e quindi con questa ricostituzione del circolo e l'elezione degli organi dirigenti restituiamo anche ad Agrigento un partito democratico, progressista, importante per il ruolo che sta esercitando oggi nel Paese e che è mancato in questi anni ad Agrigento. Quali sono gli obiettivi che ci siamo dati? Innanzitutto alcuni obiettivi prioritari di breve periodo e poi qualcosa, diciamo, che guardi alla città del futuro. L'emergenza prima è quella che vediamo tutti: Agrigento non è assolutamente preparata ad accogliere i turisti che verranno a visitarla per l'evento importante del 2025. Agrigento, capitale italiana della cultura, è una città molto sporca, una città piena di discariche, una città piena di opere abbandonate, incompiute. Basti pensare per esempio al museo civico di Piazza Pirandello, al Parco della Dolorata, a Palazzo Tommasi, ai sottopassaggi di Piazza Marconi, agli impianti sportivi di Villa Seta e di Villaggio Mosè, diciamo.
E quindi è una città che ha bisogno di cure, di attenzioni che in questo periodo non ci sono state. E questa deve essere la prima emergenza per offrire una città decorosa ed efficiente a chi viene a visitarla. Pensate a una cosa semplicissima, il sistema di trasporti che noi abbiamo che è assolutamente inefficiente. Un turista che si trova nelle strutture alberghiere di Villaggio Mosè o di San Leone che dovesse raggiungere per esempio il parco pirandelliano con i mezzi pubblici è un'impresa, ci vogliono ore per arrivarci. È possibile offrire questa città ai turisti? Quindi dobbiamo fare qualcosa e dobbiamo farla subito. Mi pare che il dibattito su Agrigento 2025, soprattutto negli ultimi giorni, si sia incentrato invece su questioni di gestione del denaro, di gestione del potere, di amministrazione di quelle che saranno le risorse che arriveranno ad Agrigento in occasione di questa celebrazione. E perché tutto il dibattito è attorno alla fondazione, chi ci sarà, chi la deve costituire, qual è il regolamento, cosa metterci dentro. Io ritengo che siamo partiti col piede sbagliato, così non è un'occasione di sviluppo della città, ma diventa una lotta per accaparrarsi qualche piccola risorsa e soprattutto probabilmente per fare la campagna elettorale del 2025. Sarebbe la cosa peggiore che possiamo fare in termini di servizio alla città. Perché il circolo del comune capoluogo ed è un momento che abbiamo tanto atteso, tanto voluto, finalmente salutiamo questo come il primo passo di una fase che in direzione abbiamo definito la fase 2 e che deve portare a mettere ordine nei nostri circoli, a restituire gruppi dirigenti dove sono assenti, a restituire una politica dove è carente. E sempre in materia di politica si è svolto sabato scorso ad Agrigento, presso la sede del Circolo Empedoclea, un convegno organizzato dal Partito Socialista di Agrigento dal tema Incontro tra le varie aggregazioni di ispirazione socialista, che ha visto la partecipazione del segretario nazionale Maraio e di quello regionale Oddo. E oggi un'iniziativa qui ad Agrigento che anticipa la riunione degli Stati Generali a Roma. Ecco, quali saranno i punti della piattaforma politica che proporrete al vostro futuro elettorato? Intanto un evento che viene a valle di una serie di incontri che stiamo tenendo nei territori, nei collegi circoscrizionali per le europee. Oggi siamo in Sicilia, ad Agrigento, dove è radicata fortemente la tradizione socialista, uomini come Giovanni Palillo fino ad arrivare a Giovanni Generazioni che oggi si impegnano ancora per il partito più antico della storia d'Italia, che noi vogliamo rilanciare al futuro senza nostalgismi, ma declinando le nuove proposte su quelli che sono i nostri valori storici. Mi pare evidente che abbiamo da un lato l'obiettivo di rilanciare il nostro partito, unendo la vecchia diaspora che l'ha fatta da padrona negli ultimi 30 anni, ma avendo però l'obiettivo e lo sguardo rivolto al futuro. Non è tanto la ricomposizione della diaspora quanto la capacità di declinare i nostri temi sulla difesa della scuola pubblica, la difesa della sanità pubblica, l'assoluta contrarietà alla proposta di autonomia differenziata che rischia di alimentare ulteriori disuguaglianze, il lavoro che manca, il lavoro povero che si è declinato nell'ultimo periodo. Abbiamo da lavorare e da declinare riaprendo un dialogo sui nostri temi col mondo della sinistra, col mondo datoriale, con i sindacati, con le professioni, con le partite IVA che oggi non hanno un riscontro nella politica. È solo così che noi possiamo costruire un'alternativa credibile di un'area riformista e socialista che dà un contributo alla coalizione di centrosinistra, che torni ad essere moderna e credibile per battere le destre che oggi ce la stanno mettendo tutta nonostante i risultati e il vento favorevole, per dimostrare quanto siano incapaci di governare, perché mi pare sotto gli occhi di tutti i passi indietro che l'Italia sta compiendo sia nella politica interna sia nella politica estera. Le chiacchiere di campagna elettorale poi quando si va al governo devono lasciare spazio ai fatti concreti, e mi pare che questi manchino. Ci sarà una vostra conferma alle prossime europee? Guardi, gli Stati Generali del Socialismo hanno questo obiettivo per noi: declinare i temi, le proposte da mettere a disposizione del centrosinistra. Ho scritto qualche giorno fa a tutti i leader del centrosinistra storico, da Renzi fino ai 5 Stelle, chiedendo un salto di qualità, di cambiare tutto insieme, di creare un tavolo di coalizione nazionale da ribaltare anche nei territori, perché uno degli elementi che ci ha portato a prendere una serie di sconfitte, a collezionare una serie di sconfitte, è stato esattamente andare in ordine sparso, disorientando i nostri dirigenti nei piani territoriali, dove abbiamo messo in campo coalizioni diverse da comune a comune.
Su questa scorta noi abbiamo da costruire da qui al prossimo anno la nostra partecipazione alle elezioni che coinvolgeranno oltre 4.000 comuni, tante province che con il cambio e con la riforma che ci sarà probabilmente, una manciata di regioni e poi le elezioni europee. I socialisti vogliono tornare in campo nella propria autonomia, con proprie liste di area, lo faremo sicuramente alle europee, lo faremo nei comuni dovunque possibile, alimentando però quel terreno di coalizione, quel perimetro di coalizione che è il centro-sinistra, del quale i socialisti sono storicamente radice e non cespuglio. Ma l'iniziativa è di prepararci alle campagne elettorali per le europee, dove credo presenteremo la lista col Garofano. Io credo che far venire oggi, in una giornata caldissima, una sala piena di compagni di tutte le città della Sicilia, e soprattutto sono ritornati i vecchi socialisti della provincia di Agrigento, che ho salutato con piacere. Credo che oggi potrà essere considerata una rinascita del Partito Socialista Italiano. Il tema potrebbe essere quello dell'ecosocialismo. Cioè, oggi il tema che può suscitare passione non sono le grandi battaglie dell'Ottocento sulle ideologie, che oggi i giovani non riscaldano più i loro cuori. Credo che le battaglie, ad esempio, per una qualità della vita, per uno sviluppo ecosostenibile, sono quelle attorno ai quali è possibile ridestare entusiasmi, soprattutto nelle nuove generazioni. Ecco, questa è una proposta che noi socialisti oggi abbiamo portato qui ad Agrigento e che porteremo la settimana prossima agli Stati Generali a Roma. I consigli per il gran caldo non dimenticano anche i randaggi. Il servizio di Margherita Trupiano. Le temperature di questi giorni e l'arrivo di Caronte con molta probabilità segneranno giornate di storico caldo per la Sicilia, nella quale sono previsti picchi mai registrati che nelle zone interne potrebbero raggiungere addirittura i 47 gradi. E allora via alla ricerca di consigli che possano permetterci di superare questo periodo che pare non sia breve. E le strategie per combattere il caldo sono tantissime, dall'utilizzo di abbigliamento in colori chiari all'evitare di uscire fuori di casa nelle ore più calde, spostare lo jogging nelle ore più fresche e porre massima attenzione alla consumazione e conservazione dei cibi che con forti sbalzi termici potrebbero avariarsi velocemente. E poi, uno su tutti, bere acqua, tanta, che è l'elemento fondamentale capace di mettere il corpo nelle condizioni di sopravvivere alla calura. E fin qui va bene per gli umani, ma il pensiero in queste ore calde deve andare anche ai randagi che non hanno un rifugio nel quale poter trovare refrigerio e acqua alla quale abbeverarsi. E dunque bisogna anche rivolgere attenzione a questo aspetto e perciò sollecitiamo quanti possono a porre qualche contenitore pieno di acqua per strada da offrire ai randagini, che deve però essere ben pulito e sterilizzato per evitare che, anche se pare che i rischi siano molto limitati, possano contrarre infezioni e malattie. Giuseppe Garro è il nuovo dirigente del commissariato di polizia di Licata. A presentarlo stamani nel corso della cerimonia di insediamento è stato il questore Emanuele Ricifari. Garro subentra al posto del vicequestore Cesare Castelli, che nei prossimi giorni si insedierà alla sezione anticrimine della questura di Agrigento. E in merito alla mafia, una importante operazione ha colpito il mandamento di Porta Nuova a Palermo. C'è il servizio dei colleghi. Il mandamento di Porta Nuova è in continuo fermento dopo l'omicidio di Giuseppe Incontrera, avvenuto un anno fa, e le operazioni denominate Vento, Vento 2, Centro e Centro 2, e quanto emerge dall'ordinanza disposta dal GIP su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia ed eseguita all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo. Sono 20 in totale le misure di custodia cautelare emesse, 7 le persone finite in carcere, 2 avranno invece l'obbligo di dimora ed 11 l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I reati contestati a vario titolo sono
associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, spaccio di stupefacenti, ricettazione, favoreggiamento personale, porto abusivo di armi, tutti i reati aggravati dal metodo e dalle modalità mafiose. L'operazione, denominata Vincolo, è il prosieguo delle investigazioni sul mandamento mafioso di Portanuova, condotta dal nucleo investigativo del Comando Provinciale di Palermo con il coordinamento della DDA della Procura. Dalle indagini sono emersi gravi indizi in ordine alla partecipazione all'associazione di 7 indagati sospettati di far parte delle famiglie di Portanuova e Palermo Centro rientranti nelle competenze del mandamento di Portanuova, che avrebbero svolto continuativamente varie attività di supporto a vantaggio della struttura associativa e dei suoi presunti capi già tratti in arresto. Con le precedenti operazioni è stata inoltre ricostruita un'estorsione per la quale è gravemente indiziato un affiliato in danno di un imprenditore nel settore delle scommesse sportive. I carabinieri hanno anche delineato la struttura di un'associazione per delinquere direttamente collegata al mandamento mafioso, responsabile di un fiorente traffico di cocaina, eroina, hashish, marijuana e crack. Le sostanze stupefacenti sarebbero state commercializzate in varie piazze di spaccio, gestite direttamente da affiliati a Cosa Nostra nel territorio del mandamento. Viene inoltre contestato ai parenti di alcuni detenuti, in quanto ritenuti affiliati al clan di Portanuova, il reato di ricettazione. I familiari infatti avrebbero ricevuto nel tempo cospicue somme di denaro provento di attività illecite conseguenti a vari reati dell'associazione, che soggetti in libertà in ragione del vincolo, da lì il nome dell'operazione associativo che li lega ai carcerati, avrebbero destinato al sostentamento dei detenuti. Si è proceduto in 2 casi anche al sequestro preventivo delle somme, per le quali le indagini hanno consentito di stabilire l'esatta quantificazione. La linea alla regia per gli spot pubblicitari. Tra le manifestazioni previste per la commemorazione del giudice Paolo Borsellino e i suoi agenti di scorta a 31 anni dalla strage di Via D'Amelio, il corteo organizzato dal Coordinamento 19 luglio, cui ha dato l'adesione tra le tante associazioni anche quella di Agende Rosse, cioè il servizio di Palermo. Anche Agende Rosse aderiscono al coordinamento 19 luglio, in occasione del 31esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, in cui morirono Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. Il prossimo 19 luglio alle 15 il corteo di resistenza popolare, denominato Basta Stato Mafia, si muoverà dall'Albero Falcone in via Notar Bartolo e raggiungerà la Via D'Amelio, fermandosi in alcune tappe durante il percorso. Via D'Amelio è il luogo in cui avvenne uno dei più grandi depistaggi della storia della Repubblica, che partì subito con la sparizione dell'Agenda Rossa per mano di un funzionario di Stato e con le tante anomalie sul luogo dell'eccidio, evidenziano gli organizzatori, tra i quali Officina del Popolo, CGL Palermo, Arci Palermo, Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato. Anche le Agende Rosse saranno partecipi al corteo del 19 luglio. Certo, noi siamo partecipi e abbiamo aderito al corteo del 19 luglio perché riteniamo giusto che dei giovani che avrebbero dovuto già arrivare fino all'Albero Falcone il 23 maggio, ai quali invece è stato impedito di arrivarci, riteniamo giusto che possano onorare, come richiedono, la memoria di Paolo Borsellino e degli agenti che hanno sacrificato la vita il 19 luglio in questa strada. È da 31 anni che comincia a chiedere giustizia, continua a chiedere verità e purtroppo in questi ultimi periodi si stanno facendo dei passi indietro piuttosto che fare dei passi avanti, perché ci sono state delle sentenze che hanno sancito che la trattativa non è un reato, che la trattativa per cui mio fratello ha perso la vita, per cui c'è stata l'accelerazione della strage, lo Stato ha assolto se stesso, perché sicuramente ci sono stati funzionari dello Stato che hanno sottratto in questa strada l'Agenda Rossa e su questo non c'è, a 31 anni di distanza ancora non c'è verità né giustizia. Quindi se il prossimo anno ancora non ci sarà stato, se sarò ancora vivo, sarò qui ancora a dire le stesse cose, verità e giustizia.
Scoppia una condotta sottomarina di liquami in mare a Siculiana Marina, denuncia dell'associazione Mare Amico di Agrigento. Abbiamo sentito in merito il primo cittadino di Siculiana, Giuseppe Zambito. A Siculiana Marina scoperti liquami in mare, la condotta sottomarina che dovrebbe trasportare in alto mare le fogne si è rotta a pochi metri dalla riva. La denuncia dell'associazione ambientalista arriva da Mare Amico che ha fatto la scoperta grazie al suo drone. Secondo quanto appurato, tonnellate di liquami si riversano in mare a pochi metri dalla spiagge importanti come quella di Giallonardo, Torre Salsa. Tutto ciò, afferma Mare Amico, è causato dalla scarsa manutenzione ordinaria delle strutture fognarie e dai mancati controlli sul territorio. In merito abbiamo sentito il primo cittadino di Siculiana, Peppe Zambito. Intanto è giusto chiarire che parliamo di un'area sulla quale già c'è un divieto di balneazione con un'ordinanza già precedente, perché lì è una zona molto attenzionata e quindi non va a intaccare quello che invece è la spiaggia di Siculiana Marina, e comunque rispetto a questo che evidentemente è una situazione molto, diciamo, dannosa per l'ambiente, per il turismo, per tutto, e comunque con AICA già ci siamo raccordati. Credo che la situazione rientri entro domani con l'intervento dei SUB per la riparazione del danno. Quindi diciamo possiamo stare tranquilli che la restante parte del mare non viene contaminata? A questo minuto no, parliamo, ribadisco, di un'area come altre aree che sono attenzionate, sulla quale già c'è un divieto di balneazione, quindi non dobbiamo aggiungere nulla rispetto a questo. Comprendo l'allarmismo, preoccupa soprattutto anche me e la comunità che rappresento, però ad oggi la cosa importante è che si intervenga con urgenza, come da me richiesto nei confronti di AICA, che ha già predisposto il tutto, come dicevo, e quindi attraverso l'intervento dei SUB, mi auguro, come hai detto, avvenga entro domani, la situazione di emergenza possa rientrare. E comunque c'è da dire che spesso queste azioni di denuncia legittime e giuste purtroppo vengono fatte a mezzo stampa, mezzo Facebook e tutto il resto, che danno notorietà alle associazioni che fanno queste denunce, evidentemente buon per loro, però in un rapporto di collaborazione che miri davvero alla risoluzione dei problemi. Mi sarei aspettato che la segnalazione pervenisse al comune di Siculiana per consentire a me di intervenire molto più celermente, piuttosto che attraverso la stampa, cosa legittima, ribadisco, però c'è la necessità in questi casi di risolvere il problema. Mi pare invece che spesso l'atteggiamento è quello di, come dire, utilizzare i danni e le situazioni anche drammatiche per altri fini. Questo mi duole e mi dispiace. Comunque noi siamo qui per intervenire con urgenza perché la situazione rientri al più presto. E sabato sera si è svolto a Grotte il ventennale del premio Nino Martoglio, che ha visto premiati il regista agrigentino Michele Guardì, l'attore siciliano Giampiero Ingrassia e la cantante Silvia Salemi. 20 anni del premio Martoglio, un traguardo importante per chi organizza, anche per la città di Grotte. Sì, siamo al ventennale, siamo soddisfatti, ho fondato questo premio da giovane e aver avuto la continuità ha fatto in modo che questo premio crescesse con un albo di premiati di tutto rispetto. A Grotte si sono avvicendati da Donatella Fino a Chiaro, a Ficarra Picone, a Luigi Locascio, Leo Gullotta, Pippo Baudo, Franco Battiato, tantissimi premiati che hanno dato lustro alla Sicilia in tutti i settori, sia intellettuali nel campo della regia che nel mondo dello spettacolo attoriale ed in generale. Sono molto orgoglioso perché il premio Martoglio è un punto di riferimento per la nostra regione e devo dire con molta soddisfazione che ha spiccato veramente il volo. Una scelta oculata, difficile, fatta secondo quali criteri? La giuria è composta da Maria Lombardo, Eliana Locastro Napoli e da Francesco Belloni.
loro riunendosi scelgono ogni anno una terna di premiati, uno per quanto riguarda la sezione Gregorio Napoli che racchiude il cinema, il teatro e lo spettacolo, l'altro che riguarda Francesco Pillitteri, la sezione Francesco Pillitteri sull'ambito giornalistico della scrittura in generale, e poi un altro per i meriti artistico-musicali. Quest'anno abbiamo dato il premio a Giampiero Ingressia per la sezione di Napoli, per la sezione Francesco Pillitteri a Michele Guardì e per la sezione artistico-musicale invece a Silvia Salemi, la cantante. Sindaco, premio Martoglio, oggi qui a Grotte, un momento intenso culturale che continua una tradizione negli anni. Sì, una manifestazione molto importante per la nostra cittadina, siamo arrivati ormai alla 20ª edizione del premio Martoglio che ha consentito di avere a Grotte in questi anni personaggi di indubbio rilievo sia del mondo dello spettacolo, della poesia, dell'arte in generale. È sicuramente uno dei momenti più importanti dell'estate grottese, peraltro poi in questi giorni è partito il cartellone della nostra estate, tante manifestazioni, e all'interno di questo calendario sicuramente le manifestazioni culturali come i premi e altre rappresentazioni rappresentano senza dubbio uno degli elementi più caratterizzanti di questa nostra estate grottese. Non solo il premio Martoglio ma anche un altro premio di grande rilevanza che fate solitamente nel mese di settembre. Sì, a settembre ci sarà naturalmente il premio Racalmare che come tutti sappiamo è dedicato a Leonardo Sciascia, quindi un altro premio importante. Lo dicevo poc'anzi, la cultura per Grotte, per la nostra cittadina, per il nostro paese è una cosa molto importante, sebbene con tanti sacrifici riusciamo ancora ad investire in queste manifestazioni e continueremo a farlo. Oggi un premio importante qui a Grotte in occasione del ventennale, anche per quello che lei rappresenta per la cultura e per il teatro italiano. Bene, sono onorato di ricevere il premio Martoglio. Fanno sempre bene, poi soprattutto io sono siculo di sangue, anche se sono nato a Roma, ma sono di dinastia palermitana, e quindi ogni volta che c'è una manifestazione giù in Sicilia, insomma, io sono molto contento di partecipare. Lei ha avuto particolarmente successo con la sua ultima rappresentazione, che programmi avete per il futuro? Allora, insieme a Gianluca Guidi, che ogni tanto torniamo a lavorare insieme, questo inverno andremo in giro con La strana coppia, testo famoso di Neil Simon, la gente si ricorderà il film con Walter Matthau e Jack Lemmon. Abbiamo debuttato qualche giorno fa al Festival di Borgio Verezzi in Liguria, saremo in giro da novembre fino a febbraio, in Sicilia penso che verremo non questa stagione della prossima, insomma ce lo dovrà dire il nostro produttore che è Francesco Bellomo, un altro siciliano, agrigentino. 20 anni del premio Martoglio e lei tra i premiati? Beh, sono molto contento perché Martoglio è uno degli autori miei preferiti, al punto tale che per questa serata ho portato un testo che ho scritto io alla maniera di Martoglio per ricordare quello che succede in Ucraina, ma è fatto proprio con la tecnica che usava Martoglio quando ironizzava anche seriamente sulle cose che avvenivano. Sono contento di essere qua, è un paese che io frequento d'estate qualche volta per venire anche a mangiare qualcosa, e quindi grazie per l'invito e buona serata a tutti. Parliamo del suo ultimo libro, Il Polentone. Bene, è quello che sta andando molto bene e adesso ho finito di scrivere anche il terzo e quindi vado avanti in questa mia altra attività perché io senza fare nulla mi annoio, e allora qui sono in provincia, sono a casa mia ad Agrigento, dedicando un pochino al mare e un pochino alla scrittura. Con la RAI? Ma con la RAI continuiamo con la 34esima annata dei Fatti Vostri, quest'anno c'è Tiberio Timperi assieme ad Anna Falchi, sarà un'annata che prevedo molto divertente e quindi, come dico io sempre, mi devo pigliare dopo un mese e mezzo di riposo, per ripigliarmi ho bisogno di lavorare altri 10 mesi. In genere il premio ha sempre avuto nomi prestigiosi, quest'anno ovviamente trattandosi di una ricorrenza molto importante si è cercato di trovare delle eccellenze alto di gamma.
abbiamo Michele Guardia, abbiamo Giampiero Ingrassia, figlio del famoso Ciccio Ingrassia, doveva esserci Silvia Salemi, ma lo sciopero degli aerei l'ha bloccata, fortunatamente invece Giampiero aveva anticipato per stare qualche giorno in più qui il suo arrivo, quindi è qui con noi. È una bellissima serata, ricca anche di contributi video, faremo in maniera tale da ricordare alcuni aneddoti, alcune situazioni, insomma ripercorreremo il percorso artistico di due grandi artisti come sono Michele e Giampiero. Quindi io sono all'11ª conduzione, quindi sto diventando grande anch'io. Continuano le operazioni dei Vigili del Fuoco ad Alcamo per domare un incendio divampato sul Monte Bonifato, il servizio della redazione di Trapani. Nel pieno di questo mese di luglio, infuocato dagli anticicloni Cerbero e Caronte, si registrano purtroppo incendi anche nel territorio di Alcamo in provincia di Trapani. Ieri una domenica devastante quella vissuta e dagli alcamesi e dalle forze intervenute per le operazioni di spegnimento dell'incendio propagatosi sul Monte Bonifato. Le fiamme nel tardo pomeriggio sono infatti divampate sul versante sud-ovest del monte. L'allarme è scattato intorno alle ore 18 per un incendio di sterpaglie e vegetazione boschiva rogo che ha minacciato di espandersi verso il cuore della riserva naturale Bosco d'Alcamo che si estende sulla montagna alcamese. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e forestali per gli interventi di spegnimento ai quali hanno dato manforte anche i mezzi aerei, 2 Canadair e un elicottero per i lanci d'acqua, ma anche protezione civile, polizia municipale assieme alle squadre della Croce Rossa Italiana. La situazione in termini di sicurezza non soltanto per il patrimonio naturalistico ma anche per le aree abitate è ancora incerta perché l'area in cui si è sviluppato l'incendio comprende le zone residenziali raggiungibili dal prolungamento periferico della via John Kennedy imboccando la via Corrado Avolio, una fetta di territorio. Questa in particolare fu già pesantemente interessata da incendi alcuni anni addietro. In poco tempo, dopo le 18 circa, in quella che sembrava essere solamente una calda ed afosa domenica di luglio, le fiamme sono risalite in una corsa spietata sul Monte Bonifato, da Contrada, Fastuchera, un fronte molto vasto e difficile da arginare nonostante la tempestiva marcia dei vigili del fuoco, della forestale e della protezione civile. Per questo l'incendio ha quasi raggiunto il vialone parafuoco realizzato in difesa della riserva. Qualcuno ha ancora davanti agli occhi il terribile rogo del 29 settembre del 2012, quando il monte alcamese bruciò e bruciò per ben 2 giorni e la natura venne completamente inghiottita dalle fiamme, lasciando dietro di sé fumo e cenere, ma soprattutto l'amaro in bocca, perché sì, questi roghi lasciano l'amaro in bocca, lasciano tanti troppi perché ai quali non sappiamo dare una risposta. Desiderio Garufo approda al Pro Favara, il forte giocatore agrigentino ha firmato il contratto con la società giallo-blu, reduce da 2 promozioni consecutive, avendo giocato con il Canicattì prima e poi con l'Akragas. Ora Garufo veste i panni del Pro Favara che punta a un campionato ai massimi vertici alla Serie D. Abbiamo sentito le sue parole nell'intervista curata dal responsabile dell'ufficio comunicazioni del Pro Favara. Reduce da 2 promozioni consecutive con la maglia del Canicattì e con la maglia dell'Akragas, Desiderio Garufo approda in giallo-blu. Perché hai scelto Favara? È stato semplice, nel senso che c'è stata una trattativa che si è conclusa in un brevissimo tempo, perché il direttore e la società mi hanno subito colpito per quello che riguarda il progetto, l'ambizione di questa società, che secondo me può crescere e può migliorare tanto, sia diciamo come organizzazione e soprattutto per quello che ha dimostrato sta facendo un grande lavoro. Ora ovviamente passa la palla al campo, quindi tra poche settimane si inizierà e quindi sta a noi determinare e dare grandi soddisfazioni al nostro pubblico. Si guardano sempre le prospettive future, ma bisogna dire che hai ricevuto quest'estate 2 premi importanti, il Pallone d'Oro e il miglior giocatore dell'eccellenza. Sì, premi che
mi rendono orgoglioso e che ho voluto condividere con i miei compagni e con la città di Agrigento, perché è giusto che sia così. Per ora si apre un nuovo capitolo, io mi metterò a disposizione del mister, dello staff tecnico, della società, dei miei compagni per cercare di raggiungere grandi obiettivi. Un appello ai tifosi alla vigilia anche dell'inizio degli abbonamenti, a fine mese partirà la campagna abbonamenti. Sì, i tifosi, come si sente nell'aria, c'è grandissimo entusiasmo ed è giusto che sia così, perché la società ha fatto un grandissimo sforzo per mettere a disposizione del mister una grande squadra, quindi i tifosi ci devono stare vicini a questa società che, come detto prima, ha fatto un grande sforzo per fare una squadra molto competitiva. Noi sicuramente crediamo che si abboneranno in tanti e la domenica sta a noi creare partita dopo partita, settimana dopo settimana, l'entusiasmo giusto per portare tanta gente allo stadio Bruffoleri. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi auguriamo una buona serata e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni.